Grazie alla collega Anastasi, buonasera cari telespettatori della redazione Alto Adriatico. Vado subito a presentare l'ospite di oggi, il senatore Paolo Scarpa Bonazza Buora, con il quale parleremo subito buonasera di vari argomenti. Vorrei parlare un attimo della provincia del Veneto Orientale, un progetto di qualche anno fa oramai, ecco, però un progetto che ogni tanto rispunta quando si parla ad esempio di passaggi di alcuni comuni del Veneto Orientale possibili alla regione Friuli Venezia Giulia, di una provincia, diciamo Pordenone Portogruaro, insomma in generale di diversi assetti delle autonomie e delle istituzioni locali. Com'era quel progetto ed è eventualmente si potrebbe riesumarlo? No, guardi, ogni frutto ha la sua stagione. Lei giustamente usava il verbo passato, è una stagione passata, è una stagione in cui il Veneto Orientale, il portoghese in particolare, era privo di rappresentanza politica a livello regionale, adesso ce l'ha, privo in buona sostanza di rappresentanza politica significativa a livello nazionale, oggi modestamente ce l'ha, e le province avevano ancora un senso. Oggi diciamo che non ha più senso parlare di nuove province, perché vorrebbe dire aggiungere costi alla macchina pubblica. Quindi e certamente andrebbero abolite anche quelle... Ecco, stavo proprio arrivando a questo. Io ritengo che ormai non abbiano più senso proprio le province. Io sono assolutamente convinto che occorre lavorare per riunire i comuni tra di loro, perché non ci sia, non so, le faccio un esempio, un ufficio tecnico a Portogruaro, un ufficio tecnico a Concordia Sagittaria, un ufficio tecnico a Taglio Veneto, un unico ufficio tecnico per un'area almeno di 100.000 abitanti come minimo. E poi questo comprensorio, questo mandamento, questa realtà diciamo più vasta, più ampia, nella quale certamente non devono scomparire le comunità locali, ci mancherebbe altro, noi siamo assolutamente convinti che queste debbano rimanere, però nell'ambito di una programmazione più generale rapportarsi direttamente con la regione. Capisce che a questo punto tenere in piedi le province significa solamente tenere in piedi delle seggioline, degli strapuntini, dei palazzi o delle macchine di vari colori, per lo più blu, dove si possono sedere gli augusti culetti di politici trombati. Non va proprio bene. Io sono dell'idea che occorre invece semplificare la macchina dello Stato, ridurre, cioè da parte o le regioni o le province. Le province avevano senso quando non c'erano le regioni. Certo. Ecco, ma questo è poi il maggior ostacolo tutte le volte che si parla di cambiare degli enti, di modificare delle istituzioni, proprio insomma questo fatto delle poltrone, dei... Ma sa, è così. È il fatto che... Capisci, sono costi importanti, poi alla fine bisognerebbe capire... È il muro di gomma contro il quale poi si bloccano certi progetti di riforma. Ma guardi, le faccio un esempio, lei sono cose che conosce perfettamente, ma questo anche per renderle, magari per richiamare la memoria di chi ci sta ascoltando. Noi abbiamo i comuni, molto spesso abbiamo nei comuni grandi anche le municipalità. Poi abbiamo i consorzi di bonifica, che ormai sono diventate entità parapolitiche, una volta erano invece governate sostanzialmente dagli agricoltori e dai coltivatori. Poi abbiamo le province. Poi qualcuno vuole fare le aree metropolitane e prima o poi verranno pure fatte. Poi abbiamo le regioni. Le regioni hanno competenze e avranno competenze sicuramente molto maggiori che nel passato e anche rispetto a quelle che hanno attualmente. Lo Stato, l'Unione Europea, cioè non lo so, quanto pubblico abbiamo? Cioè qua abbiamo un problema come cittadini. Io sono un cittadino prima di tutto, prima di essere un agricoltore, un imprenditore agricolo e prima ancora di essere un politico. Io sono un cittadino e mi pongo questo problema, cioè quanto pensiamo di dover pagare per tenere in piedi una macchina pubblica così farraginosa? Questo credo che sia uno dei motivi che tra l'altro determina presso i miei concittadini una forma anche di antipatia nei confronti della classe politica che occorre assolutamente riconoscere. C'è un altro